Ciao Putei, e nonno ve conta, qua sempre assieme ai miei pelusse che ho qua da Drio e che mi controlla. E a fiabe d'ancuo, asì, l'asino e il leone a caccia. Una volta il leone, che aveva una fame tanto grande e dovendo andare a caccia, gli ha pensato di farsi aiutare da un muso che gli era di sua conoscenza. E così è andato a trovarlo. Vuoi venire a caccia con me? E mica venire anche volentieri, e ha risposto subito il muso, sentendosi molto orgoglioso dell'invito del leone. Ma lo vedo in cosa che posso aiutarti. Ah, a questo che penso me, e ribatté il leone, che non aveva voglia di dare spiegazioni in quel momento. E il muso, esattamente intimidito da queste parole, che non aveva osato chiedere altro, intanto che seguiva il leone sul posto scelto per la caccia, e continuava a pensare tra di lui, chissà perché che vuol che vada con lui. Io non sono mia massa tranquillo. E se pensasse di giocarmi un brutto tiro, se avessi intenzione di copare proprio me, allora perché dovrei fare tante storie? E avrei potuto venire a casa mia e mangiarmi subito. Basta va, speriamo che vada tutto bene e non voglio neanche preoccuparmi, ha detto il muso. Nel frattempo, gli era venuto fuori sul folto bosco, gli era venuto fuori da tutto il bosco. Adesso te metterà qua, che ha detto il leone, e ti farà un raglio con tutte le tue forze quando che ti io dirò me. Ragliare, ha detto, ma a cosa serve? E ha domandato il muso, sempre più incuriosito. So di avere una bella voce sonora, ma non vedo a cosa che posso esserti utile. Nessuno ha mai cacciato con la voce. Ti non state preoccupare e pensa solo a ragliare quando che ti io dico me. Che ha risposto ancora il leone. Sta fermo là e non state muovere. E così ha cominciato a covergerlo coi rami e coi fogli. Quando che il leone ha ben finito e lo ha nascosto ben, il muso si è allontanato di qualche metro. Ma ciò, il muso non riusciva più a vederlo tra i fogli e seguiva attentamente con l'occhio. Allora, per vedere che cosa che sarebbe venuto fuori, e ha ciappato tutto il fiato che aveva e si è tirato fuori un raglio così potente da far tremare perfino il bosco. Ma chi che lo avrebbe mai creduto? A quel suono, te vedessi che roba, una quantità di animali è saltata fuori da tutte le sotane, una intera famiglia di cervi, 4 conicci, 2 lievori. E il muso si è sentito tutto fiero, era merito suo se tutte che bestie e gli era così spaventate e gli era saltate fuori. E chissà come che sarebbe stato contento il leone che ha avuto tutte queste bestie così ricompensate del suo servizio che gli rendeva. Intanto il re di animali che aveva catturato un cerbiato e si lo stava divorando tranquillamente. Vuoi toccheragli ancora? E gli ha gridato il muso, oramai che aveva capito a cosa che serviva a sua voce. No, basta per carità, esclamò il leone, vieni fuori anche a te, osa tutte le bestie che voglio, il pranzo di ancuo e se servio. E ora il muso è venuto fuori dal nascondiglio. E però scosse a testa all'ultimo ramoseo rimasto tra le ricce e si avvicinò al leone. Buon appetito! Sito contento di caccia. Sì, molto, lo sapevo, che ti saresti stato tanto utile. E cosa ti dici di a me potente voce? E ha domandato ancora il muso che si aspettava una lode dopo tutto. Se non avessi saputo che ti eri te, sarei scampato pieno di paura anche a me, e ha risposto al leone. Ma per fortuna mi te conosco e chi vuoi tu che abbia paura di un muso quando che lo conosce? E il povero muso
e se sta tanto male, ma si va a consolare pensando che dopo tutto era proprio Leon che ha domandato aiuto. Ciao Putei, alla prossima.